O Vangelo secondo Giovanni, capitolo 16, e persecuzione. Voglio voluto rigere tutte queste cose, perché quando succederanno non avete scandalizzato a me, e non avete perdere la fede vostra in me, perché danno sarete tuttati fuori rinda a tutte le sinagoghe, anzi verranno giorni che vi acciteranno e vi penseranno pure fare una cosa buona innanzi a Dio. Vi faranno tutte queste, perché non hanno conosciuto a me e né padre mio che mi ha mandato qua. E quando arriverà quel giorno della trafiggere, ricordatevi che io ne ho già parlato. Non ho voluto dire tutte queste cose prima di questo giorno, perché insieme a me sono state sempre in mezzo a voi. Ma mo sto qua, per tornare da vicino padre mio, che vi ha mandato qua. Io ve l'ho voluto dire, chiaro e torno. L'opera dello Spirito Santo. Ma mo, che me ne sto tornando nato da vicino padre mio, che mi ha mandato qua, nessuno di voi mi domanda, e mo a dove vai? Poi, guardando in faccia a tutti quei discepoli suoi, e vedendo che erano diventati assai tristi Gesù le ricette, e mo che facete? Perché per giù di tutte queste cose siete diventati afflitti e sconsolati, e tutti quei scurori che tenete dentro il cuore vostro, si vede pure un coppa a tutta la faccia vostra. Ma io vi posso assicurare che è assai meglio per voi se io me ne vaga, perché se non me ne vaga, non potrà venire in mezzo a voi che lo Spirito che vi difenderà e vi consolerà. Se invece io me ne vaga, e il Padre mio vi manderà presso in cuore a voi che è il Consolatore. E quando sarà venuto, essa farà conoscere a tutto il mondo o senza giusto o peccato, la giustizia e il giudizio, o senza giusto o peccato perché non hanno voluto credere a me, o senza giusto la giustizia perché io mi sto tornando nata volta in da casa del Padre mio, e voi non mi vedrete più. O senza giusto il giudizio poi, perché Satanas, quello che disputizza in coppa a tutto questo mondo, è già stato condannato. Tenesse ancora tante cose a dicere, ma mo per il momento sono ancora troppo rosse per voi, e non siete manco capaci di capire ancora. Ma quando verrà che lo Spirito della verità sarà esso che vi accompagnerà, anzi vi porterà per mano e vi farà capire buone tutte queste verità. Esso non vi dicerà cose nuove, ma vi dicerà tutte quelle che sono tutte, e vi parlerà pure delle cose che non sono ancora successe. Dentro le parole sue verrà spalaffacata tutta la rolia mia, perché piglierà tutte quelle che io vi ho fatto imparare e vi farà capire assai meglio. Tutte quelle che appartengono al Padre, e pure le mie, perché esso ha giudicato che esso piglierà tutte quelle che io vi ho fatto imparare e vi farà capire assai meglio. A tristezza diventa alleria. Ancora un poco e non mi vedrete più, eccetto ancora Gesù. Ma poi, troppo un poco, mi vedrete un'altra volta. Tutti i discepoli suoi si mettettero subito a questionare, l'uno con l'altro e dicevano: ma che ha voluto dire dicendo troppo un poco non mi vedrete più, ma poi, troppo nato poco mi vedrete un'altra volta? E che ha voluto dire dicendo pure, io torno vicino padre? Che vuol dire che la parola è nato poco? Noi non abbiamo capito proprio niente di tutto quello che sta dicendo. Gesù se ne adunai che loro non avevano capito niente e ricette a loro: vi sta trombando a capo l'uno con l'altro, perché va giurito, è nato poco non mi vedrete più, ma poi troppo poco mi vedrete un'altra volta. E beh, vi posso assicurare che voi chiagnerete e farete la mente, e il mondo invece farà festa. Voi sarete afflitti, ma poi che la tristezza vostra diventerà una priezza. Una femmina, quando sta per sgravare, e arriva un momento suo, si lamenta assai. Ma quando poi nasce quella creatura, si scorda presto tutte quelle sofferenze della figlianza e si arrecrepa la priezza che è nata creatura in coppa a sta terra. La stessa cosa succederà pure a voi, ma voi siete afflitti, ma quando mi vedrete un'altra volta, pure voi vi arrecrearete e nessuno vi potrà luare più tutta quella priezza che tenete in tuo cuore vostro. Quando verrà quello giorno, voi non mi farete più nessuna domanda, non mi spierete più niente. Io vi posso assicurare che Padre vi ricorderà tutte quelle che voi addimanderete a essa a nome mio. Zino a questo momento voi non avete addimandato ancora niente a nome mio, ma a quel momento tutte quelle che voi addimanderete a nome mio vi sarà subito accordata, e a così la priezza sarà per sempre in tuo cuore vostro, e che la priezza sarà perfetta. Avete chiaro e coraggioso. Zino a questo momento io ho parlato con voi per mezzo di parabole, ricette ancora Gesù, ma verranno giorni che non parlerà più a voi per mezzo di parabole, perché vi parlerà il Padre che è parola assai più chiara. Tanne potrete pregare a nome mio per voi,
perché il padre stesso vi va bene assai. Proprio perché voi avete voluto bene assai a me e avete creduto che io sono stata mandata a issa. Io sono asciutta rindo padre e sono scesa in questo mondo e ora sto per lasciare questo mondo per tornare un'altra volta innanzi al padre mio. E tutte le discepoli sono le ricette. Mo sì che parla chiaro con noi e non parla con una parabola. Ma noi siamo sicuri che tu conosci tutte le cose e non avrai più canza a nessuno e ti spiega qualche cosa. E proprio per questo, pure noi crediamo che tu sia asciutta rindo padre. Gesù dice allora, mo credete? E io vi dico che sta per venire l'ora, anzi, che ora è già venuta. E a nato poco vi sparpagliarete ognuno di voi, e se ne irà per fatte sue, e me lascerete solo come una cane. Ma ricordatevi che io non sono mai solo, perché il Padre sta sempre insieme con me. Vi voluto dicere tutte queste cose, perché la pace stessa sempre sia con voi. Perché in questo mondo avrete solo afflizione, ma non vi abbiate paura, perché io ho già vinto questo mondo.